È morto dopo un mese e mezzo di agonia Prince Johnson, il ghanese 43enne che aveva tentato di uccidere la moglie, sua connazionale, incinta del loro bimbo, colpendola con un'accetta alla testa e al tronco, per poi ingerire una bottiglia intera di acido muriatico che teneva in camera da letto. Il dramma in questo appartamento lungo strada Marchesane a Bassano. La donna era stata trasportata d'urgenza al San Bortolo di Vicenza, dove è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici. Ora sia lei che la creatura che porta in grembo stanno bene, ma per Johnson, piantonato in ospedale accusato di tentato omicidio, la situazione era disperata. L'acido ingerito aveva corroso l'esofago, gli organi interni, la sua vita appesa a un filo. Ieri sera il decesso. Un episodio che aveva sconvolto il quartiere di Marchesane, dove la coppia viveva da anni. Quella notte di inizio luglio i due avevano cominciato a litigare nella loro camera da letto. A un certo punto l'uomo aveva impugnato l'accetta, si era avventato contro la moglie con una violenza inaudita, per poi indirizzare la stessa violenza contro se stesso e ingoiare il liquido mortale.